sa più di me. La notte non dormo pensando a lei, di giorno son triste che piangerei. Se amore vuol dir gelosia, per chi si innamora di te, rimani con me su non dire di no, ma perché fai così, non dici sì. Sa qui è ora. Vengo, vengo. Oh, Nenuzzo, giassi, giassi. Giassi, per favore. Cococò fa la iardina giù giù il cuoricino. Puttana, buone notizie. Per favore, portaste buone notizie, sì o no? C'è Ali. La lingua. Quale lingua? Alezza! E ci voleva tanto, tanto ci voleva. Oh. D. No, era mia, non bigi la lingua. Ma chi decide? COCADI, Comitato Camerieri d'Italia. Grazie. Grazie Nenuzzo, grazie assai, veramente, grazie che stai a mia, ma tengo io, portate tutto sul marazzo, va bene. Che c'è? I signori non ci sono! Io a Lourdes, non ci sono, sono a tornare, infatti stanno tornando, io ho tante cose da fare, grazie. Nenuzzo, grazie. Mi salutate! Mancherò, grazie. Nenuzzo, grazie. Ma morte subitanea! Ma talete che c'è qua? Ma da commemorazione, ma poi giusto oggi. A nappe sorto oggi. A nappe, ma... Chi è che c'hai? Che fu? Che ti succedeu? Che fu che mi succedeu? La società dei camerieri oggi si riunisce in assemblea generale e mi mandare a chiamare, leggi. Menoso. Distinguissimo socio fondatore, signor Pasquale Fasolina. Io, Usato. È pregato vivamente di intervenire nella sede della società alle ore 15 per partecipare alle elezioni di nuovo presidente. capissa che essere io. Ma se io non ci vado, chi di picchia, ne farà un altro presidente. E io ho discusso pronto, ho magari buone probabilità di essere eletto. Ma non mi fanno fare presidente se tu non mi presento. No, non mi fanno fare presidente. E io magari ci voglio vedere. Sogno non sogno tuo mucchiere. Che c'entra? Muto, che mi pare che stanno tornando i paciuna. Niente, non so ide. Ma ve ne cassa Ma tanto. perché? Ma tu siete? Sì, tu, benedetto presidente della società Pasquale Fasolina, che sì tu, io voglio essere presente magari, io che sogno Fasolina legittima, io che sogno tuo mucchiere, voglio assistere. Va bene. Pasquale, mi feci magari un vestito nuovo, ma se vedesse che bello, c'è un bello cappello, una borsetta e i scarpe in bandano. Chi? In bandano? Anale che va! Vabbè, ma come facciamo a nascere? Poi giusto, e quando i padroni si mettono a tavola. Che quella a tavola? Che su quando non si mettono un paggio sia la signora? Che entra, non si sentono audio, cauci e screpete.
Ma imparano cani e iatti. C'è tu, ti giuro, che volessi sanità e chiedi minni. Poi penso che ne esagerato padroni c'è mia sorella Giuseppina. Io e lui a amore di Ida. Amore di Ida, no? Ma poi io dico, ma un nero che ancora non sono raccogliuto, un ne so. Sono usciti a fare spesa ai grandi magazzini. Ma prima che nescero ci sento fare storie come usuale. Ti pareva? Provavo, Caien. Ciccina, mi sentiste arrivare? Ero qua, signora. Pigliaste i pacchi. A stare da banna, quando vado da lei a dire, portali da banna, va. Con chi sta ci vuole una santa pazienza. C'è stauggio, pigli lo stupido. Don Felice, che peccato, a st'ora si rompio. Si rompiò, è meglio così. E tu vattene subito in cucina e prepara, però solo per mio marito, perché io oggi voglio stare di una. Vai, calmati, nenetta, calmati. Già che mi metterà presso la pittura che ci si da fare gialle e mi fici vite. Calmarmi, io non mi calmo, anzi sai che ti dico, voglio morire, a così tu sarai libero di fare un porco comodo, perché tu sei Giadatore. un porco! Buono, ne facciamo la croce capomattina. Ad avere pazienza, se sa, su femmine, ha una testa china di caniglia. Ragione hai. Per esempio, questa mattina ne scemo d'amore, d'accordo, ci dissi Felice, devo andare ai grandi magazzini, che fa, mi accompagni? E io ti accompagnai. Solo che arrivata da al secondo piano, quando venne le mantelline, c'era una commessa, ladia come la morte. Però chi ne da premore? Signore, in che cosa posso servirla? Signore di qua, signore di Ma là. voi chissà che non c'è Ma guarda, ma che l'aveva visto mai? Vedete quando siamo insegnati? Quando una persona non si conosce, confidenza non si ce ne dona. La civetta. Non mi visti perché ero poco chiarreto. Visto signorino solo e se ci cominciava a fregare. E si fregava. Non saccio come una picchiappa in potere capire e una trascinata per tutti i vari grandi magazzini. Ma da così signora aveva ragione. Ah vai, magari tu, per favore, va a tenere da banno, preparo pranzo, da lei a staudio c'è un pugno da testa. Vai. Ciolo. Non c'è niente, triola. La signora ci fanno più sul nostro stomaco. Ah vai, nenetta. Ma perché tutta sta collera? Ma come? Ma per un anno che siamo maritati e andiamo a pigliare sempre sta boccata amara di collera. Ma pensa a te madre e te padre, che aveva 34 anni che sono maritati. E mai una parola, mai una discussione. Sì, vedo parauni. Tu vuoi mettere tia come pace madre. Ma pace è solo una che non scio ed è da santa di mamma. Ma perché io accucciai? Solo a te c'hai. Sì, la contessa? Ma quale contessa? Ma viene qua, dammi un vasonetto. Uno. Si può, è permesso. Scusate, Sì, Alfredo. Scusate. Alfredo, vieni qua. Che mi conta? Com'è andato l'esame all'università? Ma solitamente vi trovo che mi ammazzati e ora vi trovo abbracciati. Scusate, ma comunque tutto bene l'esame. Ma che bene, sono stato bocciato per la terza volta. Bravo, complimenti. Grazie assai, però papà continua a mandarmi un mensile per studiare a Catania, tanto che tu so dennava assai. Lazzarone, da quanto tempo non ti ci vai a vedere? Ma che mi c'è a fare a vedere? Vanno d'amore d'accordo, al solito. Ma che mi c'è a fare a vedere? Senti Nenè, hai a fare una scappata al Caffè d'Italia, che hai un appuntamento con un amico che ci presta 500 lire e voglio vedere se mi torna. E quando manchi? Ma 10 minuti al massimo, Alfreduccio, faccio compagnia tua a tesoro, va bene? Bella, ma quando sei bella, pare fatta del zucchero, bella. Mi manda i baci. Sicuramente avrà qualche appuntamento galante. Ci pare che sogno stupido e che cosa ne capisce. Muta nenetta, soro, muta. Che buono. Settamone. Ma cosa? Io ti devo raccontare una cosa importantissima. E sì, stavolta mio marito. Se vedessi. Una rosa di maggio. Ma è ricca. Ricchissima. E allora settimi e contimi tutto. So padre, si chiama Don Peppino Scorcia, ignorandoni, è di bronde e fa commerciante di maiale. Ah, va Alfredo, commerciante di maiali. Sì, ma è carico di soldi. Avevi sulla sta figlia che si chiama Serafina. Ma che brutto nome. Ma che dice che brutto nome? Io la chiamo Fifi. Vieni qua, Fifi. Bella Fifi, fatti levare un bacetto. Sì, vabbè, Alfredo, come se fosse in cane. Vieni qua, ma tu ti piglia una figlia del commerciante di maiale, è una cafona. Ma certo, ma perché non la conosci? Certo, è un poco timida, ingenua. Ma se la vedessi. Mi immagino.
Non sai, lo conoscisti? l'ho conosciuta in casa di amici a Catania, dove si trovavano ospiti. Ma li portati a conoscere mamma e papà? No, no, ancora no, ma prima portai canetia e domani portano iddi. Ah, e allora facciamo una cosa, dato che stanno venendo qua, oggi ve ne state a pranzone mia. Grazie assai. Pasquale, Ciccina? Pasquale, Ciccina? Pasquale, Ciccina! Comandi. Prepara la tavola per altre 3 persone. Benauce, sì. Sentiste, Pasquale? E perché ti dà fastidio? No, come vuole lei. Benauce c'è posti. Io Amanda, ora solo, quando ne scendo. io vai a pigliare un futuro soggioro e una futura zita. Ma tu vedi su Giù Lazzarone torna. Ma se non torna, o vai a cercare io stesso a Caffè d'Italia. E se uno sciopero, giuro che stavolta la faccio finita. Mi sparto! Io mi sparto! Niente, io poi ancora non torno, ma io quando ci vai all'assemblea generale, ma quando? Tu state, cammia, mi viene una bella pensata. Ah, vedi chi sta? E chi è? È Profuma alla Violetta. Questa è la nostra salvezza. Ne risolve tutti i nostri problemi. Mutu, mi pare che sta tornando padrone. Tu fallo parare, adesso ci penso io. Lascia fare a me. D'assassino. Sapevo che vai cercando un caffè d'Italia. Io non si ci fa vedere più. Don Felice, capite? Vi vedo nervoso, che cosa c'è Niente, dio? per favore, fate me, per favore. Lo sapete, oggi avete ospiti a tavola. Ah, abbiamo ospite a tavola. Sì. E allora spicci da preparare il pezzo che c'hai fame. Sì. Muschi, ma quanti muschi? Io se ci dico sempre, mamma, chiede là se finisce aperti. D'assassino. 500 lire perse. Ma ci sapevo, mi giocava i cavalli. Ma mi pare che sto amico ti già tenuto che stai in quarto d'ora. Ma perché pessimo treno? No. Giuiuzza. E io aspettai, amico, però non si fece a vedere. Ti sto venendo a cercare te. Ma Pasquale mi disse che avevamo ospite a pranzo. Sì, ma frate Alfredo, casa futura moglie e questa pace. Casa futura moglie. Oh, finalmente Alfredo si mette la testa a posto. Finalmente si marita. Ah, così oggi ti posso vedere un poco contenta. Ma dammi un vasonetto, uno solo. Vieni qua, dammi. Che stai facendo? Oh, ma poi è un cane come... Tu puzzi. No, me la vai stamattina. Tu puzzi. No, tu ti dico che me la vai stamattina. Tu puzzi di Violetta. Ma me la... Di questo profumo. Che tu mi siete incontro. Ah, uno degli isti. Ma io lo so. Uno degli isti. Pasquale, Ciccina. Pasquali, Ciccina. Pasquali, Ciccina. Su, signora, che succede io? Sentite magari voi, oggi tutto sto profumo di Violetta. Non c'è tu cane. Sì. Sto feto infettava una casa. Cosa tu ne viene? Oh, tu ne viene? Ma ce l'avete incontro mio marito che è un meschino e chi di una strafallaria che io faccio fare di nascosto. Ma voi già due oggi mi facete dei testimoni. Perché io mi voglio spartare, con te non ci voglio stare più. Vattene, non vado per Ma tu sempre. marito sì, tu sei moscio. Ah, io sono un moscio e tu sei pazza. E tu sei morto. Pazza. Vattene subito, vattene. Piano riuscito. Figlia bella. Figlia, Ho messo questo presente vestito. mio. Bella. Amoni. All'assemblea generale. Forza. Favorite, Don Peppino! E senza cerimonie, favorite! Don Peppino! Favorite, e senza cerimonie! Sasi, non ti affrontare, figlia, non ti affrontare. Siete sicuri che non abbiamo nessun problema? Ma quale problema? Mia sorella e mio cognato saranno felicissimi di conoscervi. Ma prego, accomodatevi. Oh, grazie, molto gentilmente. Siediti. Ah, brava, siediti. Lo sapete,
che io non voglio creare disordine, perturbazioni, ma solo il desiderio è di stare tranquillo in mezzo a gente pacifica. A me piace il silenzio, perché ti dico, sono abituato a stare in campagna, sì, dall'infantacidio. Chi? Dall'infantacidio, di piccericcio, va! È vero, sì. A me piace stare sempre che i pecore, che i maiali, che i porcelli, che i azzini. La città però non va per me. Sì, e poi stanno che mi aiutato a correre. Dica come mi dispiace. Sì, mi ne pagare un dottore. E chi lo sa perché fece? Vedete la bellezza di 10 serenghe. Che me la può fare qua, sotto Catania me la può fare. Papà, ma che dite? Si dice sottocutanea, se vi sentisse la zia crocifissa. Vi assicuro, Don Peppino, che questa casa è in Badariso, di pace e di tranquillità. È un ritiro spirituale. Ah, sì. Fifi, se vi volete sedere qui, vicino a me. Seduta vicino a un giovanotto, in una casa estranea, se lo sa la zia crocifissa. Oh, ma che figlio è sta zia crocifissa? Ma qui? Chi è? Settete qua. E tu qua, vicino a me. Settete. Caro Don Alfredo, dovete sapere che la zia crocifissa è una dei Masoro, che è sorella Sua in sorella? un convento delle lamentatrici di San Liborio alla Pignasecca. Eh sì, Masoro sa crescere a sta creatura di piccericcia, perché lo sapete, ma figlia è scorfana. Scorfana. Sì, era scorfana di madre. E ci insegnava uno di tutto. Ci insegnava a memoria magari un cataclisma di Dio. Ancora. Sì, papà, Ecco, ma che dite? Si dice catechismo. Lo stesso è la figlia mia. Vero, mi capite voi, signor Alfredo? Se tassi. Chi sta studiando, invece io mi sono fatto da sé. Sogno un autoritratto. Se tassi. Permesso? Se tassi. Permesso? Oh, Alfredo, eccoci qui. Salve! Siamo venuti a fare una visitina a Ninetto. Buongiorno, buongiorno. Don Peppino, vi presento l'avvocato qui presente Michele Cardelli e sua moglie Luigina. Questi sono la mia futura sposa e suo padre, Don Peppino Scorcia. Piacere, commerciante di porcelli e proprietario terrestre. Io che porcelli mi hai fatto un sacco di soldi. Datemi la mano, datemi la mano qua. Piacere, non mi mettete in sospensione. Simpatico. E questa è la tua futura sposa? Complimenti, è proprio graziosa. Grazie, a bontà vostra. E rispondo, papà. Grazie, bontà vostra. Vedete, a domanda io piglia e risponde. Gioia. Prego. Piacere, Fifi. Piacere, Gigi. E a quando i confetti? Sì, confetti, karma, i confetti. Io prima a conoscere buona famiglia Rozzeto. Ah, ma su questo potete stare tranquillo. Conosco questa famiglia da anni e posso dirle in tutta tranquillità che è una famiglia... Pazzo di Novigoro! Io ho paura, papà, voglio tornare in convento del zio crocifissa. Ha visto affrontare tutto chi non ha fatto? Ma mi sta affrontare... Ma mi sta affrontare tu che sogni un galantuomo, sogno! Ma come puoi... E ora come faccio? Andate di là, andate di là, andate a vedere quello che sta succedendo. Andiamo! Vieni,
respira la paglia Niente, mia tranquillità. sorella e mio cognato qualche volta hanno qualche chi, discussione, ma poi ci passa, niente di grave. Non ti niente di sbagliare. grave. Ho paura, papà, andiamo. Sì, ora che ne andiamo. Signor Alfredo, ma non mi buttaste, Ma che ne sa, e chi io? stai a casa non si respira la paglia tranquillità. Ma c'è un verno, no? Un verno. Amonina, Allora che ho fatto? Ma Peppino, ma vi spiego tutto. Papà, papà, arrivo. Giuseppina? Giuseppina? Com'è che quando la chiamo non viene mai, ma uno si imbuttusa in un saccio? Giuseppina? Vegno. Finalmente, sa come io. Sugnucca. Oh, finalmente. Ma lo sapete che vi porto? Che mi porti? Tagliassi. Quando sono Io con suo belle. marito nel giardino apposta per possia e mi disse portici la signora con l'omaggio di suo marito. Oh, ma sto turiddu mio fa sempre come fosse il primo giorno. Senti che sciauro. Da seccare che mette a modo prima che ammacino. Voi siete fortunata signora, avete un marito d'oro. Usaccio, è sempre premuroso. Non posso respirare, non posso rapire la bocca, che subito mi accontento. Signora, la verità, vostro marito fa votare lo stomaco. Oh, Giuseppina, e chi è il suo stomaco? No, voglio dire che quando fa così mi piglia una cosa che cade allo stomaco. Ah. Per tutte queste premure care. Tutti i mariti, dopo tanti anni di matrimonio, diventano lisci e sgarbati. Vostro no. Dopo 34 anni parete ancora due sposini. Fa votare lo stomaco, E va. ancora questo stomaco, Giuseppina. Oh, ma marito è una pasta di mele e gli amici me l'hanno sempre immediato tutto, e che so saccio. Oh, nei 34 anni non ricordo mai una vociata, mai che mi ha fatto pigliare di collera. 34 anni di pace e di silenzio. Reque materno. Giuseppina, che stiamo pigliando tu con tutta la mano? Signora, voi siete fortunata, Oh. ma vostro marito non ce n'è più. Oh, e va bene. Salvatore! Turiddu! Un caffè ti fici! Salvatore! Ma un io! Ma che ne saccio, signora? Io la seno al giardino. Ma allora perché non mi senti? Ma che? Salvatore! Turiddu! Mi fai saltare l'anima, come io ti chiamo di tempo spunto dal retto. Ma che stavi in pensiero? Ma certo, perché ti chiamo, avanti picchiate su caffè. Va bene, andiamo in... Aspetta. E chi è? Malozza, Anzetta che c'hai un capo. Turiddu, chi hai due caffè su faccia Giuseppina. Anzetta che c'hai un capo, anzi come, ti scordato? E chi? Ma come chi? Non ti ricordi? Ma Che chi? mi dici stamattina mentre... Ma ti disse tante cose stamattina, cosa ruoda? Scattiava magari un cannarozzo. Ah, sì, che mi faceva cuore di mennole confetti. Brava, Carmeluzza, brava. E caccia sui mennole confetti. Oh, ma appena non posso dire niente che tu subito mi accontenti. Ogni desiderio di mie mogli